Benvenuti a nome di Vega Formazione e Vega Engineering a questo seminario sul decreto del 3 settembre 2021. L'argomento di oggi sarà incentrato sull'aspetto di valutazione del rischio incendio e andremo a approfondire quella che dovrà essere la metodologia corretta per svolgere questa attività appunto di analisi e valutazione del rischio in conformità a questo nuovo riferimento normativo. Tale decreto va a stabilire quelli che sono i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro definiti all'articolo 46 del decreto 81. L'entrata in vigore del decreto 3 settembre 2021, come definito dall'articolo 5, andrà ad essere il 29 di ottobre del 2022, quindi da tale data in poi entrerà in vigore per una valutazione del rischio incendio quanto richiesto dall'articolo 3. Rimane chiaramente fondamentale la presenza di una squadra antincendio e dunque una nomina e una formazione di un numero adeguato di addetti antincendio formati adeguatamente rispetto al rischio di incendio. Quello che noi riscontriamo è, ripeto, tutto ciò che si può vedere quando la valutazione non è andata a buon fine, o meglio, forse dovrei dire quando qualcosa non è andato così come avevamo previsto, o forse qualcosa non è stato previsto. Se dovessi fare una sorta di classifica delle motivazioni per cui questo si verifica, alla luce dell'esperienza che ci siamo fatti, direi di sicuro che uno dei punti che andrebbero tenuti presenti è il fatto banale dei malfunzionamenti. I sistemi di protezione esistono, però magari al momento topico non entrano in funzione. Ringrazio i nostri relatori, l'ingegner Guerra, l'ingegner Barbiero e l'ingegner Bascià, che ci hanno aiutato a capire un po' meglio questo nuovo decreto del 3 settembre 2021. Buona applicazione di questi nuovi decreti qui da ottobre. Grazie a tutti.